Eccoci qui al Minuto Politico in compagnia del nostro ospite, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico. Molto buio Femociaro. E della nostra valletta, la Elsa Fagin. Buonasera a tutti e viceversa. E viceversa in che senso viceversa? Sì. No, sì, cosa c'entra? Viceversa cosa significa? Infatti. Beh, intelligente che vi capava Valletta, complimenti. Sì. Ma la Elsa Fagin è qui naturalmente per raccogliere le domande che ci arrivano da casa. Anch'io. Allora, visto che siamo in due, ne racconto solo una che ci è arrivata da via mail, Sì. ma che ci è stata posta dal signor Mino Capisso. Cosa? Non capisce cosa? C'è una domanda che ci è posta dal signor Mino Capisso. Perché non capisce? Ci sarà scritto? No, io capisco il signor Mino di nome. Mino Capisso. Capisso Mino. di cognome. Capisso Mino Mino. Capisso. Da Che dove ci scrive non lo so perché la stampa è venuta male. Mino Capisso non so se riesce a vedere lei Mino Capisso. No. Il signor Mino Capisso. Mino Capisso da non so Cosa dove. ci scrive il signor Mino Capisso? Quali azioni state intraprendendo per la tutela degli animali selvatici del vostro territorio? Grazie lo stesso. Grazie lo stesso di cosa? Sì, infatti. In ogni modo, la domanda che pone Mino Capisso è senz'altro importante e doveroso dare una risposta precisa. Vede, Bravo. qual è il problema che si affaccia ora per molti comuni che si avvicina all'estate? Qual è? Quello dei rospi poriti che devono intraversare la strada. Bravo, assessore, Lei lo sa bravo. ogni anno quanti rospi che vengono schicciati dalle macchine? No, ce lo dica assessore quanti. No, non so neanche a me. No, sono molti, sono moltissimi, Era una domanda retorica. No, retorica. Senz'altro. Allora, noi cosa abbiamo fatto per tutelare questi poveri animali? Abbiamo scavato dei tunnel sotterranei, abbiamo speso 250.000 euro. Bravo assessore, finalmente qualcuno che pensa. Sì, Senz'altro. infatti. E allora qualcuno. così essi rospi possono attraversare per sotto, e evitare di essere così schiacciati. Tanti ne approfittano, per portarsi a casa le bistecchette, farsi Ma i cosa rospi. ne approfittano? Ma anche i Rospif. Ma non c'entra, Rospif è un'altra cosa. Che cosa hai fatto Rospif? Andiamo avanti, come ragiona con chi a testa. Allora, lei ha fatto dei tunnel sotterranei per per i rospi, tutelare molto questi bene. animali Bravo. abbiamo speso 250.000 euro bella e cifra. l'abbiamo fatto nei pressi della ferrovia, della sbarra, così sì. la gente che sta lì a aspettare anche 30-40 minuti si gode del spettacolo di che bello. rospi che ordinatamente c'è il nonno Bello, rospo molto davanti bello, con la paletta che li guida lì in strada a attraversare, Il rospo vigile, no? Sì, il rospo Sì, per piacere. Bravo. E quindi, bello, avete speso. E questo è solo per i rospi? Non solo, abbiamo speso anche 250.000 euro per andare a stroppare i busi che le nutrie fanno sugli argini del nostro territorio. Sì, maledetti. Sono non lo pericolosi, fermiamo, sono no, pericolosi. Le buche, non le nutre. le mucche, le Ma nutrie che le mucche? Possiamo Sì, riconcentrarci sulle Stiamo nutrie? parlando di castorino, nutrie. Nutrie Allora, che fanno questi buchi, per cui avete speso quanti soldi? 250.000 euro. 250.000 euro, lei capisce? Maledetti. Ma No, che maledette! Le buche. Stiamo parlando delle buche. Allora ci siamo interrogati, è possibile che spendiamo 500.000 euro o per stroppare busi o per fare busi di amine? 500.000 euro del vecchio conio. No, i nubi qui. Ancora di più, il doppio. Senz'altro. Allora qual è il punto? Veniamo a noi. Esatto, Veniamo qual è a il noi. punto? Avete speso 500.000 euro per comunque... Per insomma, i buchi del comune. Come non spendere altro questi soldi? Abbiamo preso un istruttore, un educatore animofilo, specializzato in animali. Esso ha una competenza: addestrare le nutrie, andare a scavare i busi sotterranei per fare in modo che passa i rospi, capisce? Hanno Così. più sugli argini, No, ma dove devono passare i rospi? Così nutrie si sfoga e 6 euro a fare busi, manco chi fa sa dove che servono. Bravo assessore. Grazie. E i rospi così che vadrio abbiamo sparagliato Abbia 500.000 euro da investire sul territorio. Sì, io allora sono felice che voi abbiate altri 500.000 euro da investire, però io penso la cosa più semplice da pensare era investire alcuni di questi soldi per fare un sottopasso per le auto. Già fatto? Ah, l'avete fatto? Già fatto, ma a zero. Ara, zero. buchetto, costo zero. Come avete fatto? 0 euro del vecchio conio. Sì, del vecchio conio, ma come avete fatto a fare? Avendo istruito le nutrie, che facciamo scavare a sottopasso per le macchine ai nutrie. Bravo assessore, tre Bravo, volte. assessore, ma lei non può costringere delle nutrie a scavare, sta scherzando? Glieli abbiamo liberamente proposto e si hanno accettato. Tanto ai nutrie basta dare da mangiare e ora vieni volentieri. Cosa date da mangiare alle nutrie? Cose nutrienti. Caraca via. Niente da fare. Nutrienti, Sì, ho capito. Vabbè, Caraca noi via. vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Minuto Politico. Arrivederci. Sì. Nutrienti, che capito? Era Sì, una battuta nutriente, l'abbiamo capita. Ah, ma era una battuta? Era una battuta? Mino Capisso.